Telecamere di Verde Nord-Est, oggi alla CIA di Mestre siamo in compagnia di Paolo Quaggio, che è il presidente della CIA Venezia, per parlare di CETA. Allora, presidente Quaggio, posizione decisa e netta quella di CIA, favorevole a questo trattato? Sì, calcolando il trattato nel suo insieme, sicuramente il nostro è un parere assolutamente favorevole, nel senso che ovvio che alcune parti non sono così vantaggiose, diciamo, per la nostra agricoltura, ma in generale il vantaggio per aziende vitivinicole, per aziende casearie, per aziende che lavorano le carni, specialmente di maiale e quant'altro, sono vantaggi abbastanza validi. Allora, anche per far capire ai consumatori di cosa si tratta, vogliamo spiegare in poche parole. È un accordo economico bilaterale, quindi tra Italia e Canada. Praticamente sì, è un accordo che si sta per essere ratificato dal nostro Parlamento proprio tra l'Italia e il Canada, e prevede tra le altre cose secondo me molto importanti l'approvazione dell'entrata, diciamo, a livello commerciale di 41 prodotti a marchio nazionali che prima erano assolutamente preclusi nell'entrare in Canada. Questo non è un vantaggio decisamente da poco, perché si parla che nel 2016 l'agroalimentare italiano come esportazione in Canada era circa 800 milioni di euro. Quindi, allora, due sono i prodotti principe per quanto riguarda la provincia di Venezia: il radicchio rosso di Treviso e il grana padano, ma attenzione anche ai vini. Sicuramente i vini praticamente con questo accordo perderanno praticamente tutti i dazi, quindi avranno libera circolazione nell'arco di qualche anno, e questo per i nostri vini Prosecco in testa, ma non solo, sarà sicuramente un grosso vantaggio. Ricordiamo che il Pinot Grigio, la DOP Pinot Grigio di Venezia, che è praticamente in vigore da quest'anno, in Canada avrà uno sbocco veramente notevole. Che cosa significa questo per le aziende agricole venete, per i produttori veneti e soprattutto per CIA? Per CIA vuol dire aver lavorato in favore delle aziende, che è quello che CIA fa e deve fare come compito primario e assoluto. Per le aziende sono opportunità nuove, non di poco conto, che si spera magari nei prossimi anni possano anche aumentare, perché un trattato non è una cosa definitiva che poi magari non è in alcuni aspetti migliorabile. Si spera appunto che venga nei prossimi tempi magari anche ripreso in mano e rivalutato alcune situazioni che non sono così limpide rispetto a quella che è magari l'esigenza dell'agricoltura italiana. Grazie a Paolo Quaggio, presidente di CIA Venezia. Ci è raggiunti al nostro microfono Luca Lazzaro, responsabile bonifica ambiente di CIA. Allora, a Luca chiediamo timori sulle importazioni di carne nell'ottica di questo accordo CETA dal Canada, e di eventuali prodotti come il grano dove siano presenti tossine particolari. Non ce ne sono, perché saranno necessari controlli, quindi massima tutela per i consumatori con questo accordo. Diciamo che l'accordo non va a intaccare quelli che sono le normative sanitarie di ciascun paese, quindi starà a ciascun paese far valere i propri controlli, quindi non è un problema di accordo che va ad abolire magari le tutele, ma è un problema a questo punto dell'Italia, che deve far funzionare il suo sistema di controllo. Nello specifico l'accordo quindi fa salve le peculiarità in fatto di controlli sanitari per i prodotti che arriveranno dal Canada, questo è corretto? Sì, è corretto. Dunque per esempio la carne prodotta con ormoni non potrà essere commercializzata in Italia, in Europa, perché in Europa questo tipo di pratica è vietata. Allo stesso modo vini prodotti con molecole non consentite in Canada non potranno essere commercializzati in Canada. I controlli saranno all'altezza? È necessario, secondo CIA, operare magari nel miglioramento degli standard, o siamo già pronti? Questo bisogna chiederlo a chi fa i controlli. Noi
ci auguriamo che i controlli ci siano sempre severi, stringenti, serrati, perché noi più di chiederli non possiamo, ecco. Allora, grazie a Luca Lazzaro, responsabile bonifica ambiente di CIA Venezia. È un tema molto importante questo del CETA, continuate a seguirci perché ci torneremo anche noi di Verde a Nord-Est.